Onorevole Ministro, leggo conversione in legge con modificazioni del decreto legge recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazione. Ora, che un criminale delinqua è normale, che lo faccia un magistrato è un terremoto istituzionale. Quello che è urgente, dopo le inaudite dichiarazioni contro di lei di un magistrato del CSM, dopo le inaudite dichiarazioni di un altro Palamara, oggi addirittura cacciato, che dichiarava contro l'onorevole Salvini: siamo tutti con te, patronaggio, è la nuova Tangentopoli. Dobbiamo aprire una commissione di inchiesta urgente contro la criminalità di magistrati che fanno l'opposto del loro lavoro, peggio dei criminali, ricordando che Cossiga chiamava quell'associazione un'associazione mafiosa, l'Associazione Nazionale Magistrati un'associazione mafiosa. Il CSM, di cui un membro l'ha aggredita, ha tradito la sua funzione. E qui comincia un po' di confusione. Urgente è questo, non votare vigliaccamente a favore di un decreto inutile, insensato, che estremizza le intercettazioni contro i cittadini onesti. Questo è grave. Chiedo una commissione parlamentare per la nuova Tangentopoli dei magistrati. Mi mette ansia. Tranquillizzalo. Mi mette ansia che qualcuno lo tranquillizzi. Che la magistratura tutta è mafiosa, a me fa inorridire. Bravi. Grazie onorevole Bartolozzi. Grazie onorevole. È chiaro il concetto, onorevole Bartolozzi. In questi casi. E intanto lui allora, urla. anche per queste parole invettive che l'onorevole Sgarbi rivolge. Ma non è che l'ha apostrofata con dei termini poco la richiamo gentili, all'ordine, onorevole Sgarbi, ed è la prima volta. Lì purtroppo diventa... Onorevole Sgarbi, la richiamo all'ordine. L'iniziale è per TR. Onorevole Sgarbi, la richiamo all'ordine per la seconda volta. La seconda volta, la terza volta arrivano i... Le chiedo di allontanarsi dall'aula perché lei non può insultare i suoi commessi colleghi. si chiamano chiedo così, di vero? allontanarsi dall'aula, grazie. Sì, Prego, onorevole assolutamente Bordo. Si chiamano commessi. No, onorevole Sgarbi, lei non può continuare. Possiamo ritornare in studio, Luca? Torniamo, Luca, torniamo. Allora le chiedo di allontanarsi dall'aula e chiedo agli assistenti parlamentari la cortesia di seguire gli ordini della Luca. Presidenza. Si vede che Luca è il regista, Ti tiene. La prego di accomodarsi fuori dall'aula. Tienilo Luca, tienilo. In quest'aula mi dispiace, chiedo agli assistenti parlamentari di aiutarmi. Prego, onorevole Sbordo. Dai. Prego. Avrebbe detto mia nonna l'anni piglia quattro. Onorevole, prego. Dai, per favore. Non mi Lei ha toccate, scambiato dai, quest'aula la con prego. No, neanche. È incredibile, Si è proiettato verso i commessi, quindi gli assistenti parlamentari. Credo che sia una scena unica al mondo. La mia mente non... No, che poi penso incazzarsi con EasyJet, no? Alla fine di tutto questo, il resto, no? Ora non solo per la Calabria, ma siamo veramente in una situazione assurda, Errante. Lei mi Bentrovati da Fabio Vincenzi, Francesco Errante, Luca Achito, insomma tutta la nostra redazione di On The Raw. Appuntamento del 27 di giugno, grazie per essere anche oggi presenti in questo incontro che dalle 12 prende il via più o meno intorno a mezzogiorno per arrivare, giungere fino alle 13:30 e poi ci consegnano anche la possibilità di replicare quanto a quel punto avremmo già dovuto fare. Alle 21, dalle 21 fino alle 22:30. Abbiamo aperto con Sgarbi. Io volevo invitare Luca, se c'ha quella foto del Caravaggio che è stata in qualche modo, in cui in qualche modo si esalta, ecco, la deposizione. E io, anziché iniziare con le contumelie, le urla dell'onorevole Sgarbi, volevo proporre a tutti quanti voi una considerazione, che è questa. Lì il Cristo viene sostituito da Sgarbi in modo eccezionale con un montaggio Photoshop da veri grandi professionisti, e a me è venuto in mente di quanto sia escatologica, sia teologica questa visione, questa sovrapposizione. In fondo il Cristo è ciascuno di noi, per quelli che credono.
E in questo c'è tutta la necessaria forza di tolleranza per accettarci, perché Sgarbi esplode come esplodiamo noi quotidianamente nel chiuso delle nostre case, nelle nostre automobili, nei confronti con i nostri amici. Spesso con noi stessi addirittura. Spesso con noi stessi davanti allo specchio, l'inner Aug, il terzo occhio che ci portiamo dentro e che ci valuta sempre, o se preferite, per darne una visione molto più romantica, il grillo parlante del grande Collodi. Però sta lì che poi qualcuno può dire, perché questo fatto del personaggio collodiano, secondo me è meglio che lo citi così, perché in tempi di riassestamento il fatto di dire già la parola, di citarlo, potrebbe il già... grillo, certo, ci hanno privato. Ci hanno privato di tante parole, tanto, non possiamo dire più Forza Italia. Un po' come, cioè sì, non si può manco andare, voglio dire, a una partita della nazionale, ma un po' come ci hanno preso, non si rende conto Errante, ci hanno preso per il culo per questo fatto del distanziamento sociale. Noi che pedissequamente abbiamo obbedito a quelli che venivano dai decreti, stando in 2 studi diversi, io addirittura manco in uno studio, in un sottoscala, per poi, capito, riscoppiare i focolai, perché questa cosa dei focolai è qualcosa che secondo me deve persistere, se no dico di che parliamo? Ridonda Fabio, ridondano i focolai. Purtroppo. Io anziché essere piagnone, triste, voglio immaginare, perché la realtà ci dà questa possibilità, che ci siano anche delle eccellenze, effettivamente esistono delle eccellenze che come tali comprendono quanto importante sia spendersi per la collettività nell'assoluta gratuità. Allora, per poter asserire in modo pieno e totale quello che ho appena detto, abbiamo in collegamento Skype l'ingegnere Domenico Corchiola. Domenico Corchiola è ingegnere informatico. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie Domenico, benvenuto soprattutto. Grazie a voi per l'invito. Ma poi tra altre cose, negoziadomicilio.it, qua tu me ne hai parlato perché dovete sapere che noi, nonostante poi il distanziamento sociale, io e Errante siamo 2 che parlano, a volte Errante devo dire che mi manda, ve lo lascio immaginare. Dai WhatsApp? No, mi manda anche attraverso WhatsApp in quei posti strambi, lontani. Però poi condivide queste idee che sono bellissime, perché uno che non vive di pancia, ma vive anche di riflessioni assolute nella sua vita. Quindi questa idea di negozi a domicilio, quando me l'hai descritta, io ho detto, caspita, ma perché? È una cosa bellissima. È bellissimo come è bellissimo lo spirito dell'ingegnere Domenico Corchiola, che credo si attagli profondamente agli intenti di questo nostro stare insieme della fine settimana. Io non voglio metterlo in imbarazzo, perché so quanto sia prudente e assolutamente schivo da qualsiasi esaltazione, ma questa non è un'esaltazione, ma è un riconoscimento. Restituire i fatti ai fatti. Bisogna dare a Corchiola quello che è di Corchiola. E quindi veniamo a noi, Domenico. Questo tempo vuoto lo hai riempito con un'idea e soprattutto con un'operazione di grande respiro sociale, che è negozioadomicilio.it. Di cosa parliamo? Parliamo di un progetto informatico, Francesco, quindi un centro commerciale virtuale. Un centro commerciale virtuale che è nato in pieno Covid, in piena crisi Covid, dove mi ricollega a quello che hai detto tu, invece di lamentarci ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo messo su quelle che sono le nostre expertise, le nostre professionalità per creare un progetto utile alla collettività. Più che altro utile a quello che il Covid ha colpito di più, ovvero l'economia italiana, l'economia dei piccoli negozi, dei negozi di prossimità. Tu mi insegni, Francesco, che la grande distribuzione è già dotata di un sistema di distribuzione internet, quindi tu puoi ordinare tranquillamente sul loro sito e quello che ordini ti arriva tranquillamente a casa. È successo questo anche durante il Covid, infatti i corrieri non si sono mai fermati.
I negozi colpiti sono tutti quei negozi che non si sono mai affacciati a internet, che stavano pensando di farlo, che però sono sempre stati frenati dal fatto che vuoi, devi chiamare comunque un professionista per realizzare il tuo negozio virtuale, poi va manutenuto e quindi sono sempre stati frenati. Arriva la crisi e la crisi ti paralizza, perché la crisi ti fa abbassare le serrande. Quindi non hai più il contatto con il tuo cliente di sempre, quindi parliamo del cliente di prossimità, non hai più la possibilità di realizzare economie. Negozio a domicilio è un progetto che ti consente di farlo e ti consente di farlo in maniera del tutto solidale. Quando parlo di solidarietà del progetto, è un progetto sul quale tu ti iscrivi e automaticamente apri il tuo negozio. È un progetto che non sottostà alle commissioni, il che significa che quando tu vendi, il negozio a domicilio non guadagna nulla. È un progetto che non prevede abbonamenti e quindi nonostante è in piedi e quindi come tutti i servizi internet hanno un costo, comunque non prevede abbonamento. Quindi La negozio a startup, domicilio. Domenico, la startup come è partita? Nel senso, la selezione anche delle attività dei negozi di prossimità. Ovviamente hai dovuto stimolare tu l'inizio per farli aderire. Vuoi veramente che te la racconti? Perché Ok, quella te la mi sembra la racconto. parte più interessante, no? Perché Allora, quando Negozio a Domicilio è andato online, parliamo del 2 aprile, abbiamo cercato sempre dalle nostre abitazioni di contattare quante più diciamo, istituzioni possibili, perché per noi non era possibile, non lo è ancora, raggiungere i singoli esercenti, perché questo prevede dei costi di pubblicizzazione del progetto che sono non indifferenti. Quindi la startup è partita diciamo in maniera gerarchica, quindi a livello gerarchico noi abbiamo cercato di contattare tutte le istituzioni, parliamo di associazioni di categoria, parliamo di amministrazioni, pubbliche amministrazioni, parliamo di tutte quelle diciamo istituzioni, chiamiamole così, che stanno ai vertici dell'economia locale. Siamo ancora in attesa di riscontri. Il Comune di Cosenza, per esempio, l'ha sposato il progetto e se non vado errato, perché poi i nomi sono tanti quelli che ci sono arrivati in questo periodo, il consigliere Di Ippolito l'ha spinta tantissimo, l'assessore Pastore ha addirittura comunicato ai singoli esercenti di Cosenza l'esistenza del progetto e questi esercenti hanno aderito. Quindi abbiamo avuto l'aiuto, il supporto di queste amministrazioni. Non vi nego che ci aspettavamo un po' di più. Ci aspettavamo un po' di più soprattutto dalle associazioni di categoria, perché se io ti dico associazione di categoria, il tuo mercato è chiaro, è fermo, è in difficoltà, è fermo. È in difficoltà, questo è un progetto solidale, fai in modo che lo si usi. È chiaro che durante il Covid eravamo tutti in quarantena, piuttosto che no, è chiaro che i problemi forse erano ben altri, ma aspettiamo ancora le risposte, che sono sicuro arriveranno. Senti, ma poi praticamente succede anche che, per esempio, abbiamo assistito a chi poi magari l'ha affrontata con un po' più di panico la pandemia e quindi non riusciva ad uscire da casa e provava a comprare online, a fare gli acquisti online per il cibo, per i generi di prima necessità, ma che diventava una cosa impossibile perché erano in overlock, cioè nel senso che non riuscivano nemmeno a prendere le ordinazioni. Certo. E in questo caso invece come può funzionare una volta a regime? Allora, intanto Negozio a Domicilio è un progetto vergine, quindi non si naviga nel Mare Magnum. Il Mare Magnum è un sistema che ospita tutti quanti contemporaneamente. Negozio a Domicilio è strutturato per essere replicato, per essere, mi ricollego a quello che diceva Francesco prima, ridondante. Ridondante significa che quando il traffico, perché non parliamo del se il traffico, quando il traffico aumenterà, il sistema verrà replicato sui nostri server che sono in cloud. Quindi riusciremo a reggere assolutamente la richiesta, che speriamo ovviamente arrivi.
Quindi l'overlock, noi facendolo per lavoro, la gestione delle richieste informatiche, sappiamo bene come gestirlo. Quindi qualora arriveranno queste richieste abbiamo pronto il sistema con un pulsantino per potenziare il sistema. Che da una parte, si chiama cloud. Che da una parte è un sostegno concreto all'economia, a chi fa impresa, anche ai piccoli produttori, ma anche un sostegno, immaginiamo le tante persone che sono rimaste chiuse in casa e che a cui era proprio impossibile, che avevano anche delle necessità che sono state messe in difficoltà. In questo modo probabilmente c'è anche un progetto sociale. Assolutamente sì, e ti dirò di più, il progetto sociale, perché poi voglio dire, siamo fase 2, fine fase 2, inizio fase 3, diciamo che negozio a domicilio per come era nato non avrebbe quasi ragione di esistere, invece no, negozio a domicilio è diventato ancora più forte, perché abbiamo scoperto un qualcosa che in realtà non avevamo previsto, cioè l'aspetto sociologico del progetto, e lo abbiamo scoperto quando in realtà abbiamo analizzato i tempi di utilizzo di una piattaforma online. Noi sappiamo benissimo l'utente medio, il cliente medio, dopo 8 ore di lavoro in fretta e in furia deve andare in fila al supermercato piuttosto che al negozio di abbigliamento per fare la spesa, e toglie ulteriore tempo oltre a quello del lavoro, quello che insomma è stato impiegato per le ore lavorative, da dedicare alla propria famiglia. Quindi per noi il negozio a domicilio è anche un aspetto diciamo sociologico, ovvero ti dà più tempo per dedicare alla tua famiglia. È un fitness figo per la mente, per le relazioni sociali strette, insomma. Assolutamente sì. Tanta altra roba abbiamo capito che cioè, grazie a questa esperienza di negozio a domicilio. Allora, noi ci siamo stati colpiti da una crisi che ci ha trovato impreparati, perché è così. La crisi ci ha trovato impreparati, cioè l'80% dell'economia italiana ha avuto uno scossone pazzesco. Ci auguriamo assolutamente che crisi non ce ne siano più, ma quello che ci dà, come dire, lo stimolo a tenere aperta questa piattaforma, che continuerà ad essere gratuita, è come dire, dare uno strumento ai piccoli esercenti per non farsi più trovare impreparati alla crisi. E ancora di più, se i piccoli esercenti si uniscono in un centro commerciale unico, diventano una sorta di offerta aggregata. Quindi mi spiego meglio: offerta aggregata significa tu entri nel centro commerciale per comprare il pomodoro, di fianco trovi la maglietta, potresti essere stimolato di riflesso a comprare anche la maglietta. Non so se è chiarissima l'idea. Parliamo ovviamente di centro commerciale virtuale, stiamo parlando di centro commerciale virtuale, quindi qualcosa che è frequentabile tramite la rete. È bene stigmatizzare questo aspetto che è essenziale, così come vorrei far risaltare quanta ritrosia ci sia nel nostro animo al cospetto del termine gratuito. Perché? Perché siamo stati viziati da orde di ladroni che dietro il termine gratuito hanno celato le loro royalty, i loro compensi, il loro interesse squisitamente economico. Non è questo il caso e diventa necessario metterci la faccia. Lo fa l'ingegnere Domenico Corchiola, lo fa Fabio Vincenzi, lo faccio io, lo fa Teleeuropa Network, nel senso che diventiamo garanti di assoluta coincidenza fra quello che si dice e quello che si trova. È importante sottolineare un altro aspetto che io ho definito l'atteggiamento delle 2 Q, cioè da una parte la qualità, dall'altra la quantità, perché guai se un utilizzatore di negozio a domicilio immaginasse di fare il furbo, cioè offrendo una qualità bassa addirittura a prezzi superiori, perché poi la consegna a domicilio richiede anche un surplus
di economia da parte dell'imprenditore. Però dico, per gli ortofrutta, l'alternativa a non vendere tutto il quantitativo che hai a disposizione qual è? Il macero. È il macero, cioè è roba da portare a rifiuto. Per cui è assolutamente intelligente, è assolutamente umanitaria l'attività. Perché? Perché tu, piccolo negozio di prossimità, come giustamente diceva l'ingegnere Corchiola, a quel punto hai modo di vendere tutta la tua disponibilità di magazzino di qualità e riuscire a ricavare sulla quantità che andrai a vendere e non sull'aumento indiscriminato del prezzo, perché io ho visto, e lo dico qua, lo denuncio vergognosamente, 1 chilo di pomodori 6,90 €. Sì, sì. È qualcosa che non si può né sopportare né sentire, men che meno aderire. Forse c'è la stupidità dei pochi che riescono ad aderire di poterlo innalzare al ruolo di status symbol, ma il mondo si compone di talmente tanti status symbol, sono talmente tanti che finiscono per scomparire e perdere il loro significato. Quindi negozioadomicilio.it vi aspetta, perché nell'assoluta gratuità del gesto generoso degli ingegneri informatici con alla testa Domenico Corchiola, consegnano a chi ha voglia di poter essere presente in un mondo nel quale, se non hai un brand, se non hai un marchio conosciuto e riconoscibile, effettivamente rischi di perderti nell'oceano degli squali che ci mettono veramente nulla a far di te un sol boccone. Quindi Domenico Corchiola, grazie per aver aderito al nostro invito. Grazie davvero. Io mi auguro di poter coinvolgere ancora la tua scienza, la tua coscienza, magari per fare delle pillole di... Secondo me sarebbe interessante, Errante, farlo proprio vedere un attimo come funziona, scrollarlo, come si dice, anche in video, cioè provare a fare capire anche a casa come funziona. Non visto so che se poi... Domenico è in condizione di garantirci un collegamento per sabato prossimo, potremmo mettere in pratica effettivamente quello che dice Fabio, perché vedere è molto più semplice che non ascoltare e poi riprodurre. Cosa ne pensi, Domenico? Io sono a vostra completa disposizione. Bene. Dovunque c'è informatica io ci sono, quindi Bene. quando vorrete. Bene, Grazie. allora è l'informatica che tende la mano all'essere umano, e l'essere umano che riceve la mano dall'informatica. Appuntamento sabato prossimo, sempre in apertura, con l'ingegnere Domenico Corchiola per negozioadomicilio.it e vedere effettivamente come far parte di questo consesso umano. Dico umano con la gioia che questo termine dovrebbe produrre in ciascuno di noi. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. Errante, Corchiola si è giocato il primo come dire, che vale per 2 essendo in collegamento. No, non ho capito. Corchiola si è giocato il nostro come dire, essendo in collegamento, Sì, se l'è giocato per 2. lo so, ma perché? Appuntalo. Perché il problema, Fabio, sa qual è? È che ci sono cattivi insegnanti. Quindi dobbiamo assumerci Il le problema responsabilità. è che se ascolti parlare in televisione o nel quotidiano Vivere e Agire, questo come dire... Ridonda. Ecco, bravo, per utilizzare un termine non solo grammaticale ma anche squisitamente informatico, cioè si duplica, perché oramai il come dire assurge come a pausa di riflessione intellettuale. Invece, secondo me, è una proprietà di chi, non avendo cosa dire, tenta di dire quello che non sa dicendo come dire. Ecco, speriamo in questo modo di bastonare questo modo di esprimersi, che è l'antico cioè. Io quando ero ragazzetto c'era un cioè ti voleva dire cioè, capito come, cioè in che senso, cioè, così come un altro errore macroscopico è utilizzare oppure
al posto di cioè. È un altro significato quello di oppure, ma non vogliamo fare alfabetizzazione. Noi qua abbiamo altro, visto che parliamo di lavoro. Senti, io volevo dirle una cosa, Errante, sono 12:26 e secondo me tra un po' arriva la mannaia achitiana rispetto alla pausa del primo blocco. Dobbiamo fermarci. Quindi bisogna rendersi conto come fare, perché Achito ci segnala la pubblicità. Noi diamo la pubblicità e ritorniamo dopo. Grazie per essere sempre con noi, così affettuosi, soprattutto Luca, nonostante tutto esterna sempre il suo grande affetto per Fabio Bonifacio Vincenzi e anche per Francesco Errante. E anche per il sottoscritto, a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Errante, tra grazia e ingegno questo. Sì, è veramente la prima parola che mi viene è tenerissima, umanità, sensibilità, capacità di poter esternare... Anche una sintesi di pensiero, perché fare una ricerca del genere è capire, tipo, cioè, selezionare tutte quelle note mettendole in questo pentagramma ideale che poi diventa un tavolino, no? Quindi tirarle fuori su una base non è... Poi sembra quasi una cosa in punta di piedi in un periodo così parolacciaio, sì, no? Meraviglioso, è l'albero che cresce in mezzo ad alberi che fanno un gran casino perché cadono. Lui è Alex Cabal o Cabal, perché poi le opzioni sono due. Fra l'altro oggi festeggia anche il compleanno e io onestamente non immaginavo di poter essere così preciso e puntuale per consegnare ai calabresi questa stupenda realtà che la Calabria vive silenziosamente, cioè un mondo infinito di creativi, di giovanissimi creativi, di capacità di poter inoltrarci in un futuro nella speranza che qualcuno si accorga di loro e non solo la redazione di On the Raw, che ovviamente spinta dalla molla della curiosità si mette alla ricerca di questi talenti e Alex sicuramente è un talento e noi non abbiamo voluto soddisfare completamente la vostra voglia, perché la vostra voglia si soddisferà entrando sul social Facebook e non solo e ricercando Alex Cabal o Cabal. Speriamo di dare una spinta alle indicizzazioni di Cabal o Cabal e soprattutto di dargli una mano, anche perché anziché scrivere pacchianate, qualche bel sito o portale che dir si voglia che ha bisogno di pubblicizzare qualcosa potrebbe utilizzare anche questa intuizione geniale che questa giovane sensibilità ha prodotto. Ma a proposito di poi entrare on the raw, stando on the raw,
Noi dovremmo avere anche degli ospiti, se non sbaglio, oggi, perché c'è una scaletta che la redazione ci ha deciso, abbiamo tanto di copioni, di quant'altro. Lei ha idea di cosa sta per succedere? Oppure... Dovremmo avere in collegamento, visto che oggi parliamo di lavoro, lo abbiamo fatto con Domenico Corchiola, lo abbiamo fatto perché anche quello creativo, artistico creativo è un lavoro. Speriamo che qualcuno se ne accorga prima o poi. Speriamo davvero che ci si renda conto di come è necessario intervenire sulla cultura, che non è soltanto la scuola, ma è anche tutto quello che tramite la scuola riesce poi l'essere umano ad esternare, quindi cinema, teatro, musica, tutto il mondo che in una sola parola compete alla sensibilità dell'essere umano. Quindi noi dovremmo avere il collegamento con il sindacato unico dei doveri, dei lui diritti. è poi tra le altre cose il segretario, quindi è il segretario del sindacato unico dei doveri, dei diritti e delle pene, che dopo insomma la ripartenza del post-Covid ha voluto e ha preteso questo collegamento per darci delle importanti comunicazioni da segnalare a tutti, alla pubblica attenzione. E infatti il sindacato unico sembra aver ritrovato nuovo slancio e soprattutto nella scena della rivalsa committa un guado tramite il quale dischiude una rilevanza proprio, tal che ci sia un contributo sancito di civiltà. Cari, come siete cari, siete tanto cari, anzi carissimi siete. Alla punta che diventate un vero e proprio lusso, alla punta che mi sento un lussurioso del potermi predisporre a voi. Quanto costa, caro, avere un team di giornalisti che ti dona la visibilità invisibile o la invisibilità visibile? Ma veniamocene da noi, cari che ci state seguendo, inseguendo, occupati, ma che nell'aldilà di tutto sarete disoccupati, e cari disoccupati che nell'aldilà di tutto sarete occupati. Il sindacato, nella mia prima persona singolare, anche se è aperto ad un pluralismo di consesso, ma anche senza sesso, sentiamo io il bisogno di andare nell'andamento lento, di inserire, come da anni accade nella politica, nel CFM, nell'AMN, come accade normalmente, inserire nel sindacato le correnti d'aria, che specie in riunioni chiuse, piene fumose, parolose e verbose, è l'unico modo che si ha per cambiare, per il ricambio dei quadri delle classi dirigenti. Questo è quello che mi freme, che spostando i quadri da una parte all'altra, quadri dotti vanno ad insegnare a ci fare il salto della quaglia, ecco, perché poi questi nuovi quadri spiccano il volo verso una leadership che a fronte di quando ottenuto va a compiere quelle che sono azioni forti all'interno delle maggioranze. È veramente un'onda, mi ha invaso, mi ha arricchito, ma quindi se io ho capito, lei propone di invertire quanto in realtà dovrebbe accadere in una società civile, cioè prima il diritto e poi il dovere, è così? Questa è una genialità proprio. È straordinaria come... Segretario. È raro. Sì. È raro, tu mi stai sentendo? Scusa un attimo. Mannaia, lo vedi se fa cada che la batte ti scatto dei pazzi. Cioè, t'hanno di presentare torna a mamma, donna ecco tua figlia, figlia ecco tua donna, Errando, qua nel sindacato c'è un Porto di Maio proprio, un Porto di Maio che va e vengono, mamma mia. E allora ti dicevo, ti devo fare i miei complimenti per questo apprendista stregone che qualche istante fa mi ha parlato, che gratuitamente tu hai voluto assumere avvalendoti del cuneo fiscale. Io ti dico la verità, io con questo mi ci sento già a suo agio, bella presenza, cultura imperante tramite la quale lui praticamente si issa nello scenario televisivo proprio dei signori come dire, dove questi signori del come dire sprapolano, che ci escono nell'analfabetismo, più ano che betismo. E non dico le colonie d'Ercole che loro dovrebbero superare, nemmeno le colonie d'Ercole dove ci vanno i ragazzi calabresi con i terremoti, l''ndrangheta. A lui ci prende il Tirreno.
meglio conosciuti come Etruschi, che in guanto marittimo è detto il fratello di Lido, e infatti sui mari c'è il Lido qua, quello che apre, quello che non apre, e poi il figlio di Ati o di Eracle, Ercole, le fatiche che ci vogliono, tutto questo errante poi ti va ad originare nella Lidia. Lidia, te l'ho detto una volta, la seconda non te lo ripeto, ti megna a te ne andrà alle gambe. E questo ha originato il popolo etrusco. Segretario, lei è una monade, ma io non ho capito, proprio tradotto, no? Ho questa difficoltà e non ho difficoltà ad ammetterlo, che ho capito veramente poco. Mo vengo, diceva mio padre, quando vedeva un occhio vitreo e invecchiato di Nucciabucco che si confrontava, che nell'interloquiva con lui e lui esilo. Vengo, comunque, in soccorso al fatto che tu sia incapiente, che tu non ti puoi scaricare niente dell'IRPEF, hai voglia che quelli ti danno echi ed echi bonus, tu non ti puoi scaricare niente, puoi cedere dei lavori degli echi bonus se hai in mente 2 classi energetiche all'impresa, ma l'impresa è grande, un'impresa nera, o addirittura è chiusa. E allora cedi il bonus alla banca, grande, ma con la banca, grande. Ma qualcuno del governo ci ha parlato con i capi della banca, se sono d'accordo le banche. Segretario, però io non vorrei interrompere, intanto perché lei mi sta arricchendo ed è una cosa straordinaria, ma anche a me risulta poco comprensibile, non è me ben chiaro. Se lei potesse farci un esempio sarebbe il massimo. Un esempio, segretario. Tu c'hai il Garda che ti svelta da tutti i fori, caro apprendista stregone. Ti hanno promesso il sostegno economico di quello che è successo, ha chiuso un sacco di sarracinesche. Ti dicono fatti un saltimbanco. Da buon saltimbanco quale sei, fatti un saltimbanco che come ti vedono subito ti danno. E tu da buon capo espiatore vai, ti fai un saltimbanco, attracchi in questo porto di mare con gente che arrivano da tutti i lidi, che si sono arrivate alle bocche di Bonifacio, direttore della filiale, Bonifacio, filiale, direttore della e caricatore del bancomat. A un certo punto il bancomat finisce, tutti vanno alla cassa e prendi 1, e prendi 3, prendi 5, prendi 25, si esaurisce. Quindi, come tutti gli esauriti, inizi a parlare. Niente poco di meno che ti inizi a parlare alla luna, il direttore di tutte le banche. Oh, graziosa luna, io mi rammendo, mi cucio, mi stiro e mi stipo, che or volge l'anno sopra questo colle, io di una più d'angoscia a rimirarla. E tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai, che tutta la rischiari, e tu, fatta di sguardi tu, e quindi da Roma che ti arriva, sulle ali della corrente discenzionale ti arriva il nuovo direttore. Date i soldi che vi chiedono, non fate domande, non prendete né garanzie né garanti, cessi la CRIF, cessi che non siete altro, si dia all'estate la dignità che la stagione merita. Dopo il lungo travaglio, dopo il lungo Mondanelli, sia fede a scontare la pena e il fio della colpa, sia fede. Io provo sempre un po' a fare chiarezza, allora interpretando, perché ho preso degli appunti, forse ho capito quello che sarà l'obiettivo del sindacato. Segretario, lei solo me può dire, quindi vai in banca, prendi i soldi e scappa felice nel viale della spensieratezza e nessuno ti chiederà il perché. Poi puoi tornare anche a casa, picchia tua moglie, riempila di botte e nessuno ti chiederà il perché. Ed infine parti col bonus vacanze alla volta della tua meta preferita, dove terremoti e 'ndrangheta la fanno da padrona, e quando alla fine raccoglierai e avrai qualche sfondo, probabilmente perduto, anche la certezza del sindacato ha lavorato per te. Insomma, questo è il sunto, l'azione. Gesù Cristo ma era Madonna cucchia praticamente, il sunto adesso... Stavo provando errante, io un provo. È chiarissimo, è proprio... Non essere geloso se con Fabio ballo il twist, non essere furioso se col Fabio ballo il rock, con te, con Conte, che sei la mia passione, non ballo, perché tu sei un gran mattone. Va bene. Insomma, arrivo, devo accompagnare mia nipote a prendere l'ICG. Tanti saluti a Luca Chito, salutatemi a Luca Chito, non vi salutate, che mentre fa la trasmissione Luca Chito
non è che fa la trasmissione e basta, prepara il pranzo per il figlioletto, mette avanti la lavatrice, dietro si mette la lavastoviglie, controlla qualche WhatsApp, e tiene sott'occhio anche i volumi e i toni e soprattutto i volumi che devono essere sempre bassi, di modo che voi della casa sentite una bella ruacica per mortificarvi nell'orgoglio. Modificati, mortificate e bassi. Tanti saluti, amatevi che il sindacato vi ama, il sindacato unico, dei diritti, dei doveri e delle pene. Abbiamo cambiato, primi diritti e poi i doveri. Statevi bene, statevi bene. Grazie, grazie. È come al solito illuminante, perché solo un segretario di una così importante organizzazione può anche addirittura capire qual è la... No? Anche Luca Chito, la persona, cioè, ha fatto una fotografia incredibile. Perfetto, oserei dire perfetto, e lo scambio che fino ad oggi ha governato e che ha trovato gravissimo dissenso, enorme, cioè compi il tuo dovere per esigere i tuoi diritti. Demetrio Corona del sindacato unico ha scoperto che cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia, quindi esigi i tuoi diritti e se ti capita fai anche qualche volta. Se resta tempo, insomma, a volte. Il tuo dovere, può succedere. E quindi è bello, caro Fabio, trovarsi in questo oceano che qualche volta genera e produce confusione. Ne cito una, il vice ministro Cancellieri, Giancarlo Cancellieri, vice ministro delle infrastrutture, quindi non stiamo parlando di uno così, a un certo punto va in Sicilia, a Porto Empedocle, vede una nave attraccata ad una distanza di circa 500 metri dalla riva e davanti alle telecamere sente il bisogno di dire: è un falso affermare che il turismo si sia bloccato e che in Sicilia venga nessuno. Salvo poi, perché c'è sempre un salvo poi. Salvo poi a rendersi conto che quella attraccata era sì una nave, ma su quella nave ancora oggi, a tutt'oggi, ci sono 200 immigrati che tramite la operazione di umanità di una ONG sono stati comunque messi in salvo e vengono tenuti lì in quarantena perché pare che ci sia tra i 200 una cinquantina di affetti da Covid. Per cui questo e gli affetti sappiamo che si moltiplicano quando sono ben tenuti, Erranti, quindi questa è la verità. Cosa cambia in questa nazione? Quindi rimaniamo nei porti, ma la nostra... Probabilmente abbiamo una memoria storica anche abbastanza labile, perché anche a tal uopo, colgo l'occasione per dirglielo al volo, che i calabresi si sono dimenticati quando... Se la ricorda come si chiamava l'isola? Andavano da qualche parte. Quando si chiamava la famosa isola della quarantena in America, quindi ora torniamo in tempi di quarantena, ma quella era una quarantena vera, non fatta da 2 settimane. La prima classe costa 1000 lire, la seconda la terza dolore e spavento. E puzza di sudore dal boccaporto. E odore di mare morto. E odore di mare morto. O l'abbigliamento di un fuochista, per esempio. Allora, diciamo che la memoria andrebbe rinvigorita in qualche modo, dovrebbe essere sostanzialmente resa più attiva da un allenamento che... Ma si riallaccia all'investimento che lei chiamava prima in cultura, quindi voglio dire, questi anche interventi di Corona e del segretario che illumina, perché le riflessioni di Corona sono riflessioni che bisognerebbe poi portarsene nel corso della giornata e svilupparle, perché mica è micio micio bau bau, qui c'è proprio un rapporto con l'economia, con tutto quello che ci circonda, che è importante. E la cultura, se non la si sostiene, Errante, non si può dare tutto per scontato, perché siamo ai saldi, quindi anche dal punto di vista delle parole e dei pensieri siamo ai saldi, ai doppi saldi, quelle vetrine che un po' ti prendono per il culo, che ti dicono 50
più 50. I cosiddetti, Fabio, mi viene qua e qua te la dico, i cosiddetti saldi mortali. I saldi mortali. I esatto. saldi mortali, addirittura si fanno anche i doppi saldi mortali, perché quando un ministro ispirato come la Azzolina, ministro all'istruzione, dimostra questa lontananza delle istituzioni dal mondo reale, questo provoca altri danni. Un amministratore di condominio mi fa avere un preventivo per un risanamento del condominio pari a 3,5 milioni di euro. No. Insomma, mi sembra Cioè, anche... Dobbiamo veramente non spezzare una lancia, ma strappare una guancia a come così con leggerezza viene dato in pasto, e scusatemi se ripeto ancora il titolo, agli analfabeti una opportunità. Abbiamo mai pensato che una scuola può essere rasa al suolo e ricostruita anziché ad intervenire con 2 milioni di euro? Abbiamo pensato che l'antico cemento armato, progettato, calcolato col metodo delle tensioni ammissibili, potrebbe essere sostituito dal legno che ha delle garanzie di tenuta, di economicità, di ecologia, di flessibilità. Ecologicamente compatibile, ecocompatibile, resistente alle scosse sismiche come e più probabilmente del E invece del no, cemento perché armato. dice la Azzolina, si riparte a settembre a scuola, si torna, ma c'è l'obbligo del distanziamento di 1 metro. Allora io mi chiedo se probabilmente nella sua agenda la Azzolina possa trovare un attimo di tempo per fare un giro in Calabria e a quel punto sì passare da Cosenza e capire come si fa a distanziare di 1 metro in una classe che è 5x6 dove all'interno giacciono inermi 35 studenti. Se qualcuno ce lo spiega, noi saremo... Ma già saremmo felici se giacessero 35 studenti. E il fatto che anche giacendone soltanto 12, 15 è comunque imbarazzante, è comunque difficile capire e consolarsi in qualche modo d'avere una governance che continua ad essere distante anni luce da quella che è la realtà. Lei lo diceva benissimo prima, nel mondo dell'arte, sono convinti che esistano soltanto gli attori, che esistano soltanto le attrici, invece c'è un indotto che è alla fame in questo periodo. Quando la Azzolina mi dice che è bello portarli fuori, è bello andare nelle biblioteche, è bello andare nei teatri, è bello andare nei cinema, sta facendo karakiri nei confronti del governo, perché se il governo non riattiva questa capacità d'accoglienza in sicurezza da parte per gli studenti, gli scolari, la classe insegnante, allora si sta semplicemente creando un grandissimo livello insormontabile di difficoltà per i dirigenti scolastici che comunque dovranno inventarsi non so cosa, dovranno parlare non so con chi, dovranno avere non so chi come referente per riuscire in qualche modo a risolvere queste tante problematiche che riguardano la sicurezza. E a proposito di sicurezza volevo ringraziare Alex Zanardi, volevo dirgli grazie per aver preoccupato ancora una volta il mondo intero e il mondo intero spera che lui ce la faccia con un'altra speranza, che si rilassi un pochino, che si calmi, perché la sua capacità non diventi ancora una volta motivo di profondo dolore e profonda tristezza. Perché? Perché andare in mezzo a una strada senza avere garanzie che quella strada potesse essere, non dico chiusa al traffico, ma pesantemente controllata per garantire la pubblica incolumità e l'incolumità dei fruitori di quel tratto di strada, mi sembra un atteggiamento assolutamente incosciente.
incosciente. E proprio adesso che Alex Zanardi è tenuto in uno stato di incoscienza farmacologica, io mi auguro che possa essere illuminato quando ritornerà alla vita attiva, possa essere Quanto illuminato, prima ci auguriamo, chiaramente. no, a non essere ancora una volta artefice di spericolatezze, perché il mondo, caro Alex, è ricco e pieno di spericolatezze incoscienti. Abbiamo bisogno di coraggiosi, cioè gente che si impaurisce, ma poi alla fine, tramite l'allenamento del muscolo immateriale che è il coraggio, riesce ad affrontare le proprie paure nella sicurezza che il fatto che qualcuno intorno a noi ha un sentimento, ha un affetto, ha una stima, va mantenuta e salvaguardata. Errante, ma secondo lei l'ostinazione a volte ha anche delle derive negative, cioè essere ostinati nella vita? Ci sono delle cose per cui essere ostinati vale la pena, però altre non lo so. Dipende Fabio, quello, no? Lei mi introduce in un'articolazione di pensiero che non credo sia possibile esternare in questo frangente. Ma soprattutto non compatibile con i tempi di Luca Chito e quindi della pubblicità. Anche perché giustamente Luca Chito invoca e allora a lei la chiosa per questa seconda parte. Bene, allora noi abbiamo il viaggio terminato questa seconda parte, torniamo immediatamente dopo e come al solito abbiamo le sorprese con un altro ospite, ma poi passiamo chiaramente quindi anche ad Antichi Delitti, per cui non cambiate canale, stiamo tornando on the road. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Se lei è d'accordo, Fabio, io salterei a pie pari EasyJet perché è stato detto di tutto. Ma secondo me poi stiamo dando anche un po' troppa, no? Si può dire pompa. Sì, troppa pompa. Troppa pompa. Troppa pompa, vero? Pompa da qua, pompa dalla politica, pompa dai sindacati. Anziché pompa EasyJet, Easy e Jet. Sì, Facile, buttala perché sì. chi risponde poi a queste incertezze di comunicazione, ecco, vogliamo definirle così? Chi risponde a queste incertezze di comunicazione, secondo me, è altrettanto incerto. Senti, ma quale cazzone può fare una pubblicità in cui dici tu io ho una compagnia aerea che deve portare low cost dei turisti in Calabria, ma avverto preventivamente ai turisti che dovrebbero andare in Calabria di dire ma insomma pensateci un poco, tra una pallottola e l'altra, tra un terremoto e l'altro, cioè, quindi tu hai un collegamento aereo. Quindi prima si diceva cazzoni americani, ma questi sono inglesi, quindi vuol dire che è un po' riguarda anche la cazzonaggine riguarda il mondo anglosassone. Sassonizzato, diciamo. Va bene. Okay. Comunque parliamo non di EasyJet, entriamo nel vivo di nuovo perché bisogna ondare e noi ondiamo e ondando e abbiamo il secondo ospite. E allora, siamo pronti perché la redazione è precisa da questo punto di vista per il secondo collegamento previsto all'interno di questo numero di On The Road, grazie al quale intercettiamo il commissario sanitario che nello svolgimento delle sue funzioni sta trasformando la sanità calabrese. Non ve ne siete accorti, ma la sta trasformando, passando da un'aspa all'altra, ma quello che più conta, cancellando ogni precedente barlume di responsabilità che se non avesse cancellata andrebbe ad aggravare notevolmente la già precaria condizione degli istituti di pena calabresi. Un benvenuto al commissario Igi. Commissario. Ci sente? Forse c'è un problema di collegamento. Forse ho capito che Luca. dobbiamo fare. Commissario, siamo pronti per il toc toc, perché lui quindi è avanti. è avanti anche lui. Toc toc. Siamo pronti per aprire il collegamento col toc toc, commissario. Toc toc. Ecco. Toc toc. Chi è? Costa pioggia e costo vento. Chi è che bussa a sto convento? Un povero commissario che si vuole convertire. Fatemi entrare, che mi voglio convertire. Mandatelo via. Disperazione dell'anima. Brutti ceffi, vi ho sorpreso.
sono presi in zol e vi ho beccato con le mani che frugavate nella mutandina della commissaria Tizia Caia De Sembronio, ha detto basta con il sesso a bocca aperta all'interno delle ASP. Io devo cancellare, a me mi chiamano Mastro Olindo, il puliziotto della sanità, dove patto io non cresce più l'erba. Le formiche chiedono asilo a tutte le RSA, i baccherozzi si affollano sui barconi per andarsene alla Libia, i tiranni e ladroni ed incapaci della sanità calabrese chiedono ospitalità alla Turchia di Erdogan, che intanto ha deciso che si deve far intestare tutti gli ordini professionali, iniziando da quello degli avvocati e proseguire con tutti gli ordini professionali, che prima che qualcuno se ne accorge che lui si vuole inghiottire la Turchia. Il tempo della responsabilità è finito. Io dono i 100 per tutti, ma quando si gioca a nascondino, la tana. Quando arrivo io le memorie ostili si cancellano. Poi oltraggiatori, violentatori, sfruttatori, distruttori della sanità calabrese, voi morirete e sapete cosa si dirà di voi? Com'era buono, com'era gentile, com'era affettuoso, com'era sensibile. Ti ricordi quando prendeva le sue cotticelle in generale nei reparti e se ti godrava a bar e ti offriva il caffè alla forza, che pure che aveva la pressione andava cime e le tempie ti puzzavano. Pulsava. Grazie. Di che, prego. Ti ricordi quando prendeva le sue cotticelle in generale, reparti in generale, che se ti godava a bar ti incontrava pure che la pressione andava giù e le tempie ti pulsavano, quasi a farti bum bum, tequila, bum bum. Ti ricordi le braghe corte di tuo fratello, le gambe viola e tua madre costretta a farti un po' da padre, me la ricordo ancora tutta bianca. Io però non vorrei interrompere la commissario, ma noi siamo, li abbiamo chiamati, siamo quelli della televisione, non abbiamo mai avuto le mani in pasta nella sanità calabrese, mai, assolutamente. Né nessuno ha mai pensato a noi, quindi. Nessuno ha mai pensato a noi per quanto riguarda la sanità e come dice Fabio, ma a quest'ora hai voglia di trovare scuse, se avessimo avuto le mani in pasta, trovare scuse ad Attilio Sabato quando ci invitava a fare la trasmissione su Teleeuropa Network per dare un minimo di respiro ad Arcangelo Badolati, che oramai ha le vertigini passando da una bassezza all'altra. Dici come? Le vertigini, Arcangelo Badolati, le vertigini vengono per le altezze, non per le bassezze, e a Badolati vengono le vertigini passando da una bassezza all'altra della sanità Noi in realtà però Erranti, io mi permetto di Prego. Mi permetto di segnalarle che è un po' troppo enfatica la recitazione di questo pezzo. Lo so, però. Nel senso che è entrato un po' dentro del personaggio, bisognerebbe Fabio, anche un po'. Sì, lei ha ragione, perché lei innanzitutto ha esperienza antica Ma al netto dell'esperienza, mi sembrava che un po' troppo. Sì, fosse un po' più naturale, no, più respiro, un po'. Anche perché se avessimo avuto le mani in pasta, come giustamente diceva Fabio, certamente non saremmo stati interpellati da tal direttor Attilio Sabato per far in modo che Arcangelo Badolati potesse avere pausa nel suo essere affetto da vertigini, ma le mani le devo muovere io? No, insomma, le mani in generale pare si debbano muovere molto poco, quindi è un errore dal punto di vista della recitazione, poi se ce l'ha come abitudine quotidiana. Ma lei mi prenda sotto le sue ascelle, maestro. Allora, in questo momento, probabilmente in questa giornata sì, perché siamo stati graziati, anche nel sottoscala arriva una temperatura quasi gradevole. Che poi fra l'altro se lei si mette così, io ci vedo giusto sotto la sua ascella, per cui io sarei onorato se lei mi ospitasse sotto la sua ascella. Tra le altre cose lei ha una voce con un incedere incredibile, anche molto importante, per cui basta essere semplicemente molto più tranquilli. Quindi io dovrei dire... Senza le mani, proprio porgerla così, tranquilla. Come diceva Fabio... Naturally. Naturally. Come diceva Fabio, naturally, noi non siamo coinvolti in alcun modo con le nostre mani in pasta. Li levo gli occhiali? Ma anche questo può essere tipo un gesto, anche no, perché può nascere da una riflessione quello.
Sì. Noi non siamo coinvolti nelle mani della pasta della sanità che esce al mattino, c'è la gazzella ma c'è anche il leone e la gazzella lei lo sa che deve correre più veloce per non farsi azzannare dal leone. E allora tu che stai nella sanità, che sei, gazzella o leone? Senza questa mi sembrava molto più convincente, molto più convincente, anche se poi alla fine poteva anche giocare su questo dubbio del fatto che ci sono più leoni che gazzelle, sono finite da tempo sono finite. Da tempo, amiche ed amici che ci state seguendo e paracubi stiamo dicendo niente, perché sentite da anni oramai sempre la solita solfa della sanità calabrese, della spazzatura calabrese, delle infrastrutture calabresi. C'è un problema di collegamento, mi sa che il microfono ha chiesto. Ecco. E allora rimaniamo col dubbio, perché dubitare humanum est. E allora di questo dubitiamo, ma dell'intelletto umano dubitiamo mai. High tech. Francesco, attacco io con... Trovo assolutamente geniale. Lei ha un gusto errante, no? Nell'interloquire con la redazione e nel regalare queste che secondo me sono delle prelibatezze, perché in un mondo in cui la televisione, bisogna anche dirlo perché il microfono è mezzo potente, passa del pattume incredibile continuo, ogni tanto cioè, vedere, no, poter assistere a ritornare, no, all'artigianato, una cosa fatta con testa e mani contemporaneamente, con questo sincro che ormai... Poi lascia stare che il magnifico artigiano cinese ha riprodotto l'uomo in divisa, no? E questo la dice lunga su quanto il mondo sia sempre stato orientato verso lo schiacciamento grave, di gravità dei deboli. La forza lavoro arriva dai deboli, i bambini del Congo che raccolgono il coltan a mani nude. O quelli che cuciono i palloni della multinazionale del calcio, insomma. I palloni. E poi ultimamente si dice spesso, Fabio, che la polizia americana ce l'abbia con i neri. Ultimamente però. Ma non è vero, perché la polizia americana che è di una violenza inaudita con chiunque. A prescindere. Nel 2019 hanno fatto fuori ben 1700 e più vittime, umanità cromaticamente assortita. Ma questo poi sa che poi, per quanto poi questa nostra nazione è criticabilissima da tutti i punti di vista, fa acqua da tutte le parti, ma questa cosa del distinguo, no, della polizia privata, lei sa che poi nelle città bisogna dar conto al sindaco, perché è il sindaco delle città americane che finanzia
la polizia, e quindi che decide il capo, che decide le linee operative, che bisogna trovare necessariamente un colpevole subito. Allora, chiaro che in Italia i colpevoli non si trovano mai, ma il fatto viene perorato anche dal fatto di essere finanziati e quindi di una polizia a pagamento che puoi muovere come ti pare e piace, se non altro... Dove la regola è... La regola è... accessoria, cioè controllore e controllato nelle più frequenti circostanze coincidono. A proposito di delitti di disumanità umana, perché vogliamo continuare a dirci disumani, ma in effetti non si tratta di disumanità, è un'umanità cattiva che è imperversa da tempi non sospetti, cioè da quando l'uomo è apparso proprio sul pianeta terracqueo. A tal proposito dovremmo avere in collegamento Franco Caravetta. Bentornato, maestro! Ciao Franco, come stai Franco? Ben trovati. Di poche parole oggi, dopo il ben trovati si è fermato Sarà subito. un bel po' di tempo che ci aspetta e noi... Prego. Lo sento poco in studio, Luca. Mi sentite meglio adesso? Adesso sì, Franco, sì. Adesso sì, perfetto. Benissimo. Oggi abbiamo intercettato l'artista pazzo e sua sorella. Che cosa vuoi dirci per introdurre la lettura di questo tuo ennesimo prodotto, ecco, di ricerca e passione, oserei dire, mischiate in una trama stupenda, qual è appunto il tuo blog, che è antichidelitti.it. Allora, oggi siamo in provincia di Catanzaro, a San Pietro Apostolo, nell'Ametino, e ci occupiamo delle vicende alterne di un grande artista, Guglielmo Tomaini, uno dei migliori pittori calabresi e italiani dell'Ottocento, di cui un ignorante come me non sapeva assolutamente nulla, ma ho cominciato a conoscerlo attraverso queste sue vicende tristi. Attraverso le sue vicende cercheremo di entrare nella sua mente per vedere che cosa è scattato nella mente di questo grande artista e lo ha portato a compiere degli atti assolutamente drammatici. E quindi l'artista pazzo, e oltre, perché sua sorella? Perché in questa vicenda è coinvolta sua sorella Mariannina in un rapporto che i lettori, se ne avranno voglia, potranno approfondire leggendo l'intera storia. Perché infatti noi, in quanto rispettosi della tua opera, non leggeremo tutta quanta la storia dell'artista pazzo e di sua sorella, quindi di Guglielmo Tomaini e di sua sorella Mariannina, ma ci fermeremo ad un certo punto proprio perché ci sia questa voglia di poter entrare in qualcosa che è di valore per la Calabria, perché se non sbaglio esistono tante riproduzioni, tante tele di Guglielmo Tomaini, al di là di quello che lui poi ha fatto nel corso della sua esistenza. Genio e follia, oserei dire, Franco. Sì, genio e follia. Purtroppo poi prevalse la follia, ma il suo genio rimane impresso nelle sue tele, che sono esposte in moltissime gallerie nazionali ed esposte in moltissime collezioni private in tutta Italia. È una delle maggiori espressioni artistiche dell'Ottocento italiano. Bene, grazie Franco, grazie buona Franco. fine settimana, a Grazie settimana a voi. prossima. Grazie, grazie. L'artista pazzo e sua sorella. Nel giorno 8 novembre 1895 un fatto atroce conturbava la quiete del pacifico paesello di San Pietro Apostolo. Guglielmo Tomaini, approfittando che suo fratello si trovava a letto perché affetto di gotta, armatosi di un grosso bastone, si appiattò dietro una porta ove soleva passare la sorella Mariannina. A quel punto la colpì ripetutamente la testa, producendole una ferita contusa e bislunga sulla regione frontotemporale destra ed un'altra ancora più vasta sulla regione occipitale con frattura dell'osso sottostante e con fuoriuscite di sangue e sostanza cerebrale.
per cui la poveretta morì all'istante. Ciò fatto si mise a guardarla come se nulla fosse avvenuto. Accorse persone del paese cercarono di impadronirsi del fratricida, ma egli, sempre armato del bastone, menava colpi a tutti e solo dopo molta fatica ed usando la massima circospezione si riuscì ad arrestarlo e ad assicurarlo ben bene. Ma perché avete ucciso vostra sorella? Perché? Perché dovevo ucciderla. Perché doveva ucciderla? Nessun'altra risposta si poteva avere. Interrogati anche i familiari, riferiscono che Guglielmo avrebbe detto loro di avere ucciso la sorella Mariannina mala e non la buona. E siccome è notorio che l'artista soffre di disturbi mentali, il giudice istruttorio del Tribunale di Nicastro, che era competente per territorio, senza perdere tempo, ordina un giudizio peritale sullo stato mentale di Guglielmo Tomaini al momento del reato e ne ordina il ricovero nel manicomio provinciale, famosissimo, di Girifalco. L'artista, accompagnato dai carabinieri, il giorno dopo del delitto viene internato e affidato alle cure del professor Venturi. Ma chi è? Chi è Guglielmo Tomaini? Guglielmo Tomaini non è una persona qualsiasi, appartiene ad una distinta famiglia ed è perciò che i genitori, accortisi del suo ingegno, lo avviarono agli studi superiori. La ricercatrice Virginia Silvano ne ricostruisce una biografia e questo è un passaggio fondamentale, giusto anche per comprendere al meglio ciò che leggeremo più avanti. Lui era ultimo di 5 figli, nacque a San Pietrapostolo il 6 aprile del 1854. Il padre Anselmo, avvocato, partecipò attivamente ai moti rivoluzionari del 1848. La madre, Giuseppa Gaetana Vittoria Cefalì, oltre a provenire da una colta famiglia cortalese, dalla quale aveva ricevuto una formazione eclettica capace di guardare alla pittura e alla musica, era anche sorella di Andrea Cefalì, pittore, famosissimo scultore, poeta, patriota e uomo politico di assoluto rilievo nell'ambiente napoletano. E nell'istituto artistico letterario fondato da suo zio a Cortale che Tomaini iniziò ufficialmente i suoi studi artistici dopo aver conseguito il 14 agosto 1868 presso il Reale Liceo Galluppi di Catanzaro il titolo ginnasiale. Poi nel 1861 si trasferì a Napoli per studiare nell'Istituto di Belle Arti. Memore dell'impegno militare svolto dal padre e dallo zio, nel 1872 decise di arruolarsi come volontario nell'esercito italiano, prestando servizio come soldato al 27° distretto di Napoli e l'anno successivo tornò in Calabria per terminare il servizio militare. Le fonti non consentono di ricostruire con certezza gli anni che vanno dal 1876 al 1880, anno in cui Tomaini però tornò definitivamente in Calabria. Ciò che è emerso è un discreto successo che l'artista ottenne negli ambienti culturali romani, non solo come pittore, ma anche come commediografo. Il soggiorno romano iniziò con ogni probabilità nel 1876, anno in cui Andrea Cefalì assunse la carica di deputato del Parlamento d'Italia. È all'interno di questa parentesi che si può collocare l'opera più complessa del repertorio dell'artista. La permanenza a Roma tuttavia fu piuttosto breve, considerando che nel 1878 pubblicò a Napoli un volume di versi intitolato 17 novembre, in riferimento all'attentato avvenuto ai danni di Re Umberto I per mano dell'anarchico, ricordiamo, Giovanni Passannante, accaduto il 17 novembre 1878 proprio nella città partenopea. Nel 1880, come dicevamo, l'artista ritornò definitivamente in Calabria a causa dell'aggravarsi di alcuni disturbi psichici che già avevano iniziato a manifestarsi in lui quando era a Roma. I disturbi psichici, Guglielmo Tomaini, è ora internato nel manicomio di Girifalco e adesso tocca all'alienista Silvio Venturi continuare il racconto. A Roma Tomaini cominciò subito a mettersi in vista. I colleghi, gli amici, tutti lo amavano e lo stimavano assai e un avvenire brillante gli sorrideva.
scrisse commedie pregevoli che a Roma furono rappresentate con successo, sempre allegro, di animo mite, di eletto ingegno, era l'anima della compagnia. A Roma fu affetto da sifilide, malattia che non si curò mai radicalmente. Un giorno, in una riunione di pittori, fu eletto presidente ed invitato addirittura a fare un discorso. Siccome non la parola pronta, fu forse per ischerzo deriso, ed egli se la pigliò così a male che cominciò ad insultare tutti e a non voler più trattare con nessuno. Un altro giorno si recò a trovare lo zio, il commendatore Andrea Cefalì e il commendator Grimaldi, lamentandosi che una comitiva di giovinotti andasse ogni sera ad insultarlo e a provocarlo. E quindi è qui che ci fermiamo. Perché? Perché la considerazione la vogliamo lasciare anche a voi, alla vostra libera iniziativa. Il giudizio che talvolta si lancia, si butta addosso agli altri, potrebbe avere delle conseguenze veramente gravi e pericolose per la pubblica incolumità, ma soprattutto per lo spirito di chi raccoglie. Molto spesso accade anche nei nostri giorni queste invettive, queste cattiverie assolutamente gratuite da parte nostra. Fabio, la chiusura ti spetta d'obbligo. Ma la chiusura intanto non mi spetta d'obbligo, ma è che abbiamo anche oggi provato a fare, entrando nelle vostre case in punta di piedi ovviamente, intanto ringraziandovi per essere stati con noi, abbiamo provato a fare un viaggio in quelle che poi sono le tematiche fondamentali. Un po' la cosa che ci preoccupa di più è di non trattare le notizie o quello che accade nel nostro quotidiano paracolescamente, ma proviamo a guardarle e a offrirvele da un'altra prospettiva, ma pur sempre di fatti, per quanto facciamo finta di non accorgerne, importanti, che fanno e compongono il nostro quotidiano, il nostro appartenere a questa società, dal lavoro alla sanità, ma alle cose belle poi, tra le altre cose, che riescono poi ad impossessarsi di quello che sono i nostri occhi, il nostro stato d'animo. Per cui di questo viaggio ringrazio voi, ma ringrazio soprattutto chi mi dà la possibilità di compierlo, la televisione in primis, e poi Francesco Errante, che ha la grande pazienza di coordinare un lavoro di redazione e soprattutto di condividere questo spazio in questa giornata di sabato assieme a me. Buona fine settimana, dobbiamo congedarci perché il tempo è tiranno e tiranno è finito.